nowhere to go. Now you're here, now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way. Oh, love came just in time, you found me just in time. Buonasera ai telespettatori di Televenezia. La puntata di questa sera ha un titolo un po' particolare, L'anima solidale di Venezia. Affrontiamo la puntata con un gradito ospite, Anna Brondino, che è presidente dell'Emporio della Solidarietà di Venezia. Il nostro è uno spazio dedicato alle persone, ai progetti che stanno trasformando la città. La stanno trasformando anche dal basso, con passione e concretezza. E proprio queste sono le caratteristiche della nostra ospite, Anna Brondino, che ci porterà dentro una realtà che rappresenta un esempio virtuoso di solidarietà sostenibile e cittadinanza attiva, l'Emporio della Solidarietà di Venezia. Un punto di riferimento per chi vive un momento di difficoltà, ma anche un laboratorio di buone pratiche nel cuore della città di Venezia. La Presidente, stasera in trasmissione, è il motore e l'anima dell'Emporio. Una professionista che ha scelto di mettersi al servizio della comunità veneziana unendo ascolto, esperienza e visione. Quindi partiamo, dopo questa presentazione del nostro ospite, alla prima domanda. Quindi andiamo indietro un po' nel tempo, partiamo dal tuo percorso anche di vita. Tu sei una veneziana del centro storico, sì. La vostra famiglia ha avuto una grandissima tradizione nell'argenteria, tu hai anche collaborato per tanti anni nella conduzione della tua attività. Partiamo appunto dalla tua infanzia, dalla tua giovinezza e dalla tua attività, diciamo, professionale. Allora, intanto grazie dell'invito, che è sempre un piacere venire qui da voi. Allora, io nasco a Venezia nel 1963, diciamo che vengo da una famiglia, insomma, borghese, che appunto lavorava in questa azienda che è stata fondata nel 1825 da mio trisnonno. E ho cominciato subito a lavorare perché mio papà era un po' maschilista e quindi secondo lui le donne non dovevano laurearsi, e quindi ho finito il liceo linguistico subito dopo e sono andata a lavorare. A luglio ho finito il liceo, a settembre ho cominciato subito a lavorare. Sono cresciuta però sempre nell'ambiente cattolico, nell'ambiente del volontariato. A casa mia si respirava il profumo del volontariato, io lo chiamo profumo perché credo sia il termine più giusto. Noi naturalmente, diciamo così, il profumo del volontariato può avere varie fragranze. Ci può essere quello cattolico, che è quello in cui siamo cresciute noi, ma ci può essere anche un altro tipo di volontariato, che può essere filantropia, eccetera, ma che comunque diciamo, ha come scopo finale quello di aiutare le persone in difficoltà. Sono stata 30 anni in azienda di famiglia, fino ai 50 anni, e poi ho deciso che era ora di fare qualcosa per me. E quindi mi sono iscritta alla scuola di teologia per laici. Ho fatto i primi 2 anni, devo dire, anche abbastanza bene, ho fatto tutti gli esami, i voti erano buoni, mi è sempre piaciuto studiare le scienze umane. Dopo purtroppo c'è stata una vicissitudine in famiglia per il quale ho dovuto sospendere, e quindi ho cominciato a collaborare con l'ufficio evangelizzazione e catechesi della Curia, e ho lavorato per un po' di anni, e poi ho sempre collaborato con l'organizzazione della giornata nazionale della colletta alimentare, che viene fatta il terzo sabato di novembre dalla Fondazione Banco Alimentare, e facevo la capo equip, e assieme ad altri 9 amici ci trovavamo periodicamente proprio per organizzare questa giornata, certo, che a Venezia è un pochino più complicata rispetto a certo, fuori, perché c'è il tema barche, eccetera. Insomma, non ci bastava più fare una giornata, e quindi abbiamo cominciato a sognare che forse si poteva fare qualcosa di più. È uscito il bando regionale per gli empori e abbiamo detto vabbè, lo proviamo.
sicuri che non l'avremmo vinto. Invece l'abbiamo vinto ed è cominciata questa avventura dell'Emporio. Abbiamo aperto il 7 novembre del 2019, quindi poco prima del lockdown e poco prima dell'acqua granda, e siamo ancora qui. Diciamo che sicuramente il tuo percorso di vita è un percorso di vita che si intreccia con la città di Venezia, con il centro storico, ed è un percorso di vita, come abbiamo sentito dalle tue parole, che ti ha portato ad operare nel volontariato fin da giovanissima e poi ha avuto una sua diciamo, concretizzazione molto importante, appunto, di impegno sociale con la guida dell'Emporio della Solidarietà. Diciamo, ci hai già spiegato cosa ti ha portato ad impegnarti su questo. C'è stato un momento in cui hai capito che questo progetto sarebbe diventato qualcosa di importante per la città di Venezia? Allora, devo dire che sì, nel momento del lockdown. Nel momento del lockdown noi siamo partiti con pochissimi volontari, eravamo piccolissimi, siamo partiti con aiutare 5 famiglie a novembre, a Natale erano già 20 e poi a febbraio, fine febbraio abbiamo avuto il lockdown. Io per scrupolo mio chiaramente non ho obbligato i volontari a venire a lavorare, ma sono venuti a lavorare solo le persone che per scelta hanno deciso di coinvolgersi insomma in questo progetto. Eravamo 4 e 4 per tutti i mesi del lockdown hanno dato spese, ma penso a più di 1000 persone nel lockdown. Allora, devo dire che se da una parte è stato faticoso e pesante perché tanti padri di famiglia, dico tanti, si sedevano, noi abbiamo una scrivania all'ingresso dell'Emporio, si sedevano lì e si mettevano a piangere e dicevano mai avrei pensato di venire qui a fare la spesa e di non riuscire a dare a mangiare ai miei figli. Il fatto però di poter essere vicina a persone così, devo dire che ha curato noi, cioè nella difficoltà di un paese come era messo, quindi con le difficoltà insomma, che abbiamo attraversato attraverso il lockdown, questo essere in rapporto con le persone che avevano bisogno credo abbia fatto bene a tutti noi, ci ha ridimensionato tutti, perché fino a che, secondo me, tu non vieni a contatto con le persone in difficoltà, io lo credo profondamente, questo può sembrare un luogo comune, ma la dimensione della sofferenza, a meno che tu non abbia avuto una vita con problematiche, eccetera, è comunque una dimensione che è distante, ti sfiora, ma non ti entra dentro. Avere delle persone davanti che ti chiedono del cibo e che, tra virgolette, credimi, in un certo qual modo si umiliano per chiedere il cibo per i propri figli, mi ha fatto cambiare totalmente visione. È una bella riflessione e ci fa ripensare a quel momento terribile, quel momento drammatico del 2020, in cui nel vostro caso avete dovuto affrontare 2 difficoltà: l'avvio di un impegno sociale così importante in una situazione inimmaginabile e che tanto segno ha lasciato anche sulla popolazione e su tutti noi. L'Emporio di cui sei presidente è molto più di un luogo dove si distribuiscono beni di prima necessità. Come lo descriveresti a chi non lo conosce? Perché siamo proprio in centro storico, quindi si pensa alla città di Venezia, ai monumenti, si pensa alla bellezza della città di Venezia per quanto riguarda appunto la sua tipologia unica al mondo, si pensa al turismo, si pensa a tutto quello che ruota attorno in termini di economia turistica, però è una città che ha la sua dimensione e oggi affrontiamo una dimensione che magari non si pensa, che è quella della povertà.
Allora, devo dirti che nell'immaginario collettivo direi che riguardo a Venezia c'è tutto tranne la povertà. Certo. Ecco. In realtà noi, per dire, in questo momento stiamo aiutando 150 famiglie. Abbiamo avuto dei picchi di 220 anche, no? Quindi, e sotto lockdown, ripeto, neanche non le contavamo più le famiglie perché avevo la coda. Noi siamo a Sant'Alvise, nell'ex area Umberto I, c'è una lunga fondamenta, c'era una coda veramente ai tempi di lockdown, noi eravamo veramente molto impressionati. Devo dirti nel contempo che anche Venezia comunque si è dimostrata in quel periodo una città molto solidale, nel senso che, per dire, in quel periodo ci mancavano i guanti, sono arrivati 2 pacchi di guanti dalla Germania. Certo. Cioè mancava tutto, mancavano l'alcol, mancava le mascherine, eccetera. Quindi Venezia si è dimostrata veramente una città solidale. Come descriverei l'Emporio? Lo direi un moltiplicatore di solidarietà. Ecco. Intanto dentro ci lavorano 75 volontari che non hanno colore, non hanno religione, cioè c'è di tutto, è una bella Macedonia virtuale nel senso di virtù, Certo. virtuosa, ecco, il termine più giusto, dove tutti lavorano per poter assicurare non solo il cibo, ma per poter dare a chi viene da noi tutte le leve per poter uscire da noi. Noi siamo felici paradossalmente quando una persona esce dall'Emporio, perché vuol dire che ha trovato il lavoro, si è reinserita socialmente, siamo riusciti a ricostruire un abito sociale della persona, perché il progetto dell'Emporio non è un progetto assistenzialista, assolutamente, anzi tutt'altro. Noi abbiamo l'Emporio del lavoro dove lo aiutiamo a fare il curriculum, abbiamo uno psicologo che dà degli incontri gratuiti per poter dare un supporto anche psicologico a chi è in difficoltà, abbiamo lo sportello di solidarietà legale, abbiamo un avvocato che aiuta, abbiamo una parafarmacia dove distribuiamo i parafarmaci, abbiamo 4 farmacisti che ci lavorano. Abbiamo lo sportello di solidarietà digitale per cui diamo lo SPID gratuito. Ultimo nato partirà adesso ad aprile, abbiamo anche un ottico che viene a misurare la vista. Complimenti, mi è molto piaciuta la tua definizione di moltiplicatore della solidarietà e dalle tue parole abbiamo capito che siete riusciti in questi anni a moltiplicare i servizi per una comunità più fragile e dobbiamo sempre pensare che ciascuno di noi può trovarsi nel corso della vita in difficoltà e quindi poter contare appunto in città su una presenza così importante, così qualificata è sicuramente una cosa molto positiva. Un aspetto centrale che ho visto che state portando avanti e che mi interessa particolarmente è il riuso e il consumo consapevole. Certo. Come cercate di trasmettere questi valori alle persone che si avvicinano all'Emporio? Allora, proprio perché dicevamo che ogni persona che entra subisce, tra virgolette, un lavoro di ricucitura per un vestito sociale, attraverso dei fondi, attraverso dei bandi, perché dobbiamo dirlo, noi viviamo primariamente di fondi pubblici, quindi fondi regionali, il comune ci ha dato in comodato d'uso gratuito i luoghi dove noi accogliamo le persone, ci dà anche un piccolo contributo e poi comunque cerchiamo di partecipare a bandi eccetera. Only the Brave, per esempio, la fondazione di Renzo Rosso ci paga i buoni carne, perché tra l'altro nel tema dell'Emporio c'è anche tutto un tema di rieducazione alimentare. Certo. Quindi noi privilegiamo, vogliamo, insistiamo moltissimo che le persone prendano la frutta, la verdura, tutto il fresco, perché è importantissimo che uno rimpari a nutrirsi, perché prima cosa quando uno cade in povertà, carboidrati e pomodoro, quindi pasta e pomodoro. Quindi dobbiamo rinsegnare alla persona l'importanza appunto di nutrirsi bene, anche perché poi se no cosa succede? Che la persona si ammala e questo non è positivo.
attraverso tutta una serie di laboratori. Abbiamo fatto per esempio un laboratorio sull'educazione alla gestione del bilancio familiare, un laboratorio all'educazione dell'uso consapevole dei farmaci. Quest'anno, successo strepitoso, i corsi di cucina contro lo spreco. La bellezza di questi corsi è il fatto che ci partecipano non solo i nostri utenti, ci partecipano delle vecchiette della parrocchia di Santo Stefano, dove noi facciamo, che ci ha dato gratuitamente l'uso della cucina, e ci partecipano cittadini comuni. Alla fine del corso si mangia tutti insieme, e il vedere tutte queste persone che insieme chiacchierano, scherzano, eccetera, sono momenti, per me sono il mio stipendio questi momenti qui, sono momenti che ti ripagano, però sono momenti anche di reimmissione delle persone in difficoltà nella socialità. Certo. Quindi il lavoro che viene fatto è proprio su una rieducazione a 360 gradi su quello che può essere il comportamento della persona. Quest'anno faremo dei laboratori sull'uso del cibo scaduto, quindi fino a quando si può usare, quando c'è scritto scade da usare, certo, preferibilmente entro il... faremo dei laboratori per esempio sull'uso e l'abuso dell'alcol e di altri tipi di dipendenze come la ludopatia e altre cose, cioè cerchiamo veramente il fatto che tutti i servizi siano in quei luoghi lì, è proprio perché vogliamo accogliere la persona a 360 gradi, ridandogli la dignità e non far sì che la persona debba andare in giro per tutta la città a cercare i servizi, perché la dignità delle persone passa anche per questo, cioè di far sentire la persona accolta. Non c'è dubbio, sono parole molto profonde e abbiamo ascoltato appunto dal tuo racconto tanti servizi paralleli, veramente una notevolissima quantità di servizi, e quindi come nasce l'idea di offrire un sostegno così ampio? Perché sono tantissime le attività, uno pensa all'Emporio Solidale, la consegna, diciamo, dei materiali per i bisogni di prima necessità, quelli, diciamo, fondamentali. Ma vediamo invece che accanto a questi, come dicevi, avete e continuate ad avere iniziative. Ecco, mi incuriosisce appunto questa vostra capacità di trovare così tante energie. Allora, intanto devo dirti che, come presidente è il mio lavoro. Allora, io adesso diciamo che fortunatamente non ho proprio smesso di lavorare, perché comunque lavoro in altro ambito, però è un lavoro che mi lascia più tempo libero. Certo. Quindi sicuramente ho più tempo a parte che sono una stalker, per cui su questo, quando riguarda l'Emporio, certo, sono sempre alla ricerca di collaborazioni. Allora, devo dirti che tutti gli sportelli nascono però dai bisogni, cioè dalle richieste delle persone che vengono da noi. E in base alle richieste che le persone che li accolgono, io devo ringraziare anche intanto tutti i volontari, ma anche il consiglio dell'associazione, ho dei consiglieri che sono bravissimi e che si spendono tutti quanti al 150% per poter andare incontro alle esigenze delle persone. Quando sentiamo che nasce questa esigenza, io e i consiglieri cerchiamo di darci da fare per capire come poter fare l'ottico, che è proprio l'ultimo nato, che adesso cominceremo il 9 di aprile, è nato perché sono andata a comprarmi gli occhiali e questa signora che ha il negozio a Venezia vicino all'ospedale civile, ho letto che andava a fare le visite a certo, domicilio. E quindi ho detto, se va a domicilio forse potrebbe venire anche da noi in Emporio. Allora gli ho spiegato che cos'era e lei, entusiasta, mi ha detto certo che vengo, assolutamente sì. Allora, se per contro devo dire che in alcuni casi abbiamo delle difficoltà, per esempio, mentre in terraferma ci sono molti più supermercati che donano, a Venezia abbiamo un po' di difficoltà da questo punto di vista. C'è il grosso tema della logistica che fuori non c'è, però devo dire che non ci sono supermercati, per esempio, che ci danno le eccedenze. Certo. Noi compriamo molte cose,
Poi chiaramente ci sono i carrelli solidali che i gestori dei supermercati, Despar, Conad e altri supermercati, Bailo, ci permettono di lasciare lì e le persone possono donare mettendo le cose in quel carrello lì che noi lasciamo con il nostro cartello. Però diciamo che siamo un po' in difficoltà, adesso per dirti è un periodo in cui siamo abbastanza in difficoltà, perché il costo della vita è aumentato tantissimo. Se tu pensi solo al costo dell'olio extravergine per 120 famiglie, noi gli diamo 1 litro al mese perché purtroppo non ci possiamo permettere di più, già questo è un costo importante per noi. Certo. Viviamo anche delle donazioni del Banco Alimentare del Veneto, viviamo anche degli aiuti europei, quello che una volta si chiamava FEAD, però devo dirti che le risorse purtroppo, per quanto noi cerchiamo di aumentarle eccetera, non sono mai sufficienti. Mentre una volta gli scaffali del magazzino erano belli pieni, adesso cominciano a essere già meno pieni. È una riflessione anche questa che ci porta ad uno spaccato di una città particolare e unica, qual è quella di Venezia, e per cui qualsiasi attività che si inserisca, anche, ahimè, nella solidarietà, paga il prezzo di una città che ha una fortissima vocazione turistica. È stato interessante anche capire come nascono questi servizi, le tante idee, e anche interessante capire che molte di queste idee partono certamente dalla Presidente, dal CDA, ma anche proprio dal contatto diretto con l'utenza, dai bisogni delle persone che si rivolgono al centro. E nel mentre raccontavi le attività, hai fatto cenno anche a delle collaborazioni con altre realtà del territorio, quindi voi lavorate comunque in rete, mi pare di capire. Noi lavoriamo in rete con l'Agenzia di Coesione Sociale del Comune, che sono i principali invianti delle persone in difficoltà, lavoriamo in rete con Caritas, e con altri enti, istituzioni che possono inviarci. Ecco, è importante dire che tutti i nostri servizi, uno, sono su appuntamento, e due, comunque noi siamo molto fiscali nel controllo. Abbiamo un centro d'ascolto dove anche chi non è inviato da nessuno può venire a dire che è in difficoltà e a chiedere aiuto, però allora deve portarci l'ISEE e lo Stato Famiglia, perché appunto le risorse non sono infinite, quindi noi abbiamo bisogno che vadano veramente alle famiglie che sono in difficoltà. Quando c'è stato il Covid si è creata veramente una rete dal basso, spontaneamente, per cui se noi diamo cibo e diamo servizi, non diamo vestiti, non paghiamo bollette, anche perché non potremmo farlo e non abbiamo neanche gli spazi, tra l'altro, per poterlo fare. Allora, tramite le conoscenze personali si è creata questa rete per cui se una persona aveva bisogno di vestiti la mandavamo al charity shop Tiberiade, se una persona aveva bisogno di vestiti per bambini mandavamo al Corredino di Sant'Anna, San Pantalon, se aveva bisogno di una bolletta pagata, che non avessero pagato le assistenti sociali, perché possono farlo anche loro in alcuni casi, sapevamo che quell'associazione portandogli la bolletta avrebbe pagato. Ecco, diciamo che la città piccola è un vantaggio da questo punto di vista, perché le relazioni si costruiscono facilmente e sono delle relazioni virtuose che aiutano proprio a sorreggere chi ha bisogno. E anche questo, diciamo, è una risposta chiara alla domanda, e te ne faccio un'altra. Quanto costa fare squadra in una città come Venezia? Allora, costicchia, costicchia. Diciamo che il lavoro del Presidente in questo caso è un lavoro grandissimo di relazioni. Certo. E di mediazione. Ecco. Certo. Diciamo che io sono dell'idea che il ruolo di responsabilità, tra virgolette, che ho, è un ruolo che deve mettere da parte la persona, ma deve essere un lavoro per le persone che aiutiamo. Quindi a volte anche la persona
magari per discussioni, per mille cose, che tendenzialmente, poi io comunque sono un carattere fortino, quindi, però per il bene delle persone che andiamo ad aiutare, la persona bisogna che stia un passo indietro e la Presidente un passo davanti. Certo. Perché le persone che aiutiamo sono molto più importanti di me, del Consiglio, di tutti quanti, per cui per un bene comune a volte si abbassa la testa e si va avanti. Certo, anche questo dimostra una grande sensibilità e una grande determinazione nel portare avanti questi importanti obiettivi che costano sicuramente impegno, fatica, dedizione da parte tua e da parte dei tanti quelli che lavorano. collaboratori che lavorano insieme quotidianamente. Ci hai parlato all'inizio della puntata delle difficoltà che avete avuto, che hai avuto nell'avviare l'Emporio della Solidarietà, nella contingenza del Covid. Dopodiché siete partiti in un ambito piccolino e siete cresciuti, diciamo anche che fa riflettere questa crescita perché significa che c'è una forte domanda anche nel centro storico di Venezia, cosa che, come dicevamo, si fa fatica a mettere a fuoco. Tra le tante esperienze che hai vissuto all'Emporio, ce n'è una in particolare che porti nel cuore e che ci puoi raccontare? Beh, diciamo che di storie ce ne sono tante. Forse quella che mi ha colpito di più di una famiglia con due gemelli, di un papà con delle difficoltà e con due gemelli che sono grandi ormai, uno lavora all'Hilton, l'altro però sono ancora un po' in difficoltà, una mamma che si è ammalata di depressione e questo padre che a un certo punto è stato trovato morto a casa. Certo. Devo dirti che ecco, queste sono le storie che più che ti restano dentro. Ecco. Certo. Dopo ti restano dentro anche le cose belle, perché per dirti ci sono persone che ringraziano, che sono riconoscenti, che hanno delle parole che pagano tantissimo al lavoro che noi facciamo e che vediamo anche rifiorire, perché il bello del nostro lavoro è anche che noi vediamo rifiorire le persone. Certo, abbiamo anche noi abbiamo anche delle utenze psichiatriche, abbiamo delle utenze con dipendenze, da noi viene un po' di tutto. Però quelle che tu vedi rifiorire sono quelle che poi magari anche tornano e magari fanno anche volontario. Ed è una cosa bellissima questa, hai capito? Ecco, diciamo che non so, per dirti, abbiamo fatto anche un lavoro in sinergia col centro antiviolenza, abbiamo avuto per un periodo una signora che aveva subito violenza che veniva a fare volontariato da noi perché questo le è servito molto a superare, no? Certo. Ecco, queste sono le storie belle che ci sono dentro e comunque sono... non so come dirti, però io sono innamorata delle persone, quindi sono tutte storie belle. Ma non c'è dubbio, e questo traspare dalle risposte di questa nostra intervista. Si sente sicuramente una grande passione, una grande attenzione a questo tema così delicato. E proprio perché sei veneziana e proprio perché conosci la tua città, conosci il centro storico, sei anche stata impegnata nel corso degli anni in tante altre attività che non abbiamo citato, dove il tuo contributo è stato sempre utilissimo e all'altezza della situazione. Ma tornando appunto all'Emporio che presiedi, che cosa significa quindi per Anna Brondino, per te oggi parlare di povertà e di disagio in una città come Venezia? Cosa vedi da vicino ogni giorno? Ecco, oltre ai turisti, cosa vedi? Ci sono tanti tipi di povertà, non c'è solo la povertà materiale, non dobbiamo ben ricordarci di questo, non ci dobbiamo scordare. Certo. Ci sono quelle che
gli esperti chiamano le nuove povertà. Esempio, noi portiamo anche tramite gli scout la spesa a casa alle persone, abbiamo anche tante persone che sono sole, abbiamo una povertà culturale nonostante ormai tutti i nostri ragazzi vadano a scuola, più parte dei ragazzi vadano a scuola, quindi abbiano tutti gli strumenti per poter crescere anche dal punto di vista culturale, ci sono tante solitudini, io questo vedo essenzialmente. Povertà materiale, ma anche tante solitudini. E il Covid, secondo me, ne parlavo proprio l'altro giorno, io dirigo anche i consultori familiari diocesani, sono 3, sono una Eraclea, una Mestre e una Venezia. Quello che si riscontra è, uno, la fragilità innanzitutto nei genitori, che molte volte si trovano impreparati al ruolo educativo. E anche questa è una forma di povertà, secondo me, che va supportata. E grande solitudine. Il Covid ci ha portato, non so, come un blocco ad essere tornati indietro sulle relazioni. Io ormai sono del 63, quindi ho 62 anni e io mi ricordo che noi vivevamo in campo, ci trovavamo in campo San Bortolo, in campo San Luca, giocavi fuori in campiello, eccetera. Tutto questo è scomparso. Non credo che sia solo per un tema turistico, ma credo che ci sia anche un approccio diverso alla fruizione, per esempio, dei luoghi. Certo. Io vedo in patronato, noi lo abbiamo riaperto da poco, io appunto sono a Santo Stefano, se c'è il bisogno di trovare dei luoghi dove la gente ha bisogno di incontrarsi, perché la gente questo bisogno lo sente, non è che il bisogno non c'è, un po' mancano i luoghi, però comunque c'è sempre come un freno a mano tirato, per cui fa un po' fatica a implicarsi, diceva il buon Scola, no? A implicarsi nelle relazioni. È come se si avesse una sorta di paura ad essere gentili, ad essere solidali. No, c'è sempre questo approccio che deve essere performante. Io sono dell'idea che non dobbiamo sempre performare, ma bisogna anche sorridere alla persona che si incontra, fare 2 chiacchiere. Per dire, è nato da poco un gruppo in patronato di signore che giocano a burraco, hanno cominciato in poche, adesso la stanza è quasi piccola, di tutte queste persone di una certa età che hanno il bisogno dell'incontro. Certo. Bisogna, secondo me, lavorare sulla scintilla, non so come dirti, Ma sul creare occasioni. questa precisazione che hai fatto è una precisazione e riflessione molto, molto, molto profonda e ci fa riflettere appunto su dei cambiamenti che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, sì, che sono cambiamenti veramente di grande portata e non sempre positivi, anche se abbiamo sentito dalle tue parole, per fortuna, tante sì, cose positive e tante iniziative che portano, diciamo, un raggio di luce su situazioni, diciamo, di difficoltà, di criticità. E quindi abbiamo parlato di tante cose belle, ma ci sono anche state sfide, ci sono sfide difficili che tu hai incontrato come presidente, come persona, nel portare avanti una associazione così particolare, che non è sicuramente una associazione, diciamo, semplicissima da gestire. È un'associazione, allora, se nei nostri luoghi, devo dire, si respira un'aria buona, perché tutti lavorano per un fine che è quello di aiutare gli altri. Allora, diciamo che le difficoltà sono le più varie. Le difficoltà possono essere nell'essere compresi a volte dalle istituzioni. Le difficoltà possono essere, come posso dire, nelle letture che si fanno del lavoro che noi facciamo. Ecco, queste forse sono le difficoltà più difficili da affrontare. Certo.
Certo. Perché bisogna comunque avere, ecco, diciamo che bisogna avere pazienza, che non è proprio una delle mie doti principali, ecco, diciamo questo. Sì. In realtà poi diciamo che la solidarietà ha bisogno dei suoi tempi, perché la sensibilità, la solidarietà ha bisogno di una maturazione. Sono fermamente convinta però che il lavoro che noi facciamo e il bene che noi facciamo sia diffusivo e sia, come posso dire, sia un virus che possa contaminare le buone pratiche della città. Perché non siamo solo noi in città che distribuiamo cibo, ci sono anche altri posti che distribuiscono, cioè non vorrei che passasse che siamo gli unici super fighi della città, no, ci sono tanti altri posti dove ci sono tante persone che si spendono per gli altri. Vero è però che mi piacerebbe, ma lo dico sempre a qualche amico giornalista che incontro, qualche bella notizia in qualche telegiornale, certo. La diamo? Certo. Non diamo mai queste belle notizie certo. di persone che lavorano con tanta dedizione per aiutare il prossimo. Qualche notizia buona potrebbe far venire la voglia a qualcuno di implicarsi in questa storia, ma anche ad imprenditori ad aiutare, cioè, insomma, è un appello che lancio. E condivido questa impostazione, tant'è che lo scopo e il significato della nostra trasmissione, ti ringrazio per questo, è proprio quella di far ascoltare la voce del territorio, la voce di chi lavora a stretto contatto con la realtà quotidiana e ha appunto anche la necessità di divulgare le tante iniziative. Ed era l'ultima domanda che ti avrei fatto, ma mi dai lo spunto per anticiparla prima di andare in chiusura. Che messaggio vuoi lanciare oggi ai veneziani, a chi ci guarda, chi guarda questa trasmissione, per coinvolgerli e renderli anche un po' parte attiva di questo progetto di solidarietà che ci hai spiegato con tanto entusiasmo, con tanta passione e con tanta concretezza e determinazione che ti contraddistingue? Ma direi che vengano a visitare i nostri luoghi. Noi abbiamo una pagina social su Facebook, abbiamo un account di Instagram dove ci sono i nostri contatti. Più di qualcuno adesso, per dirti, il 4 aprile verranno degli studenti della Boston University a fare un po' di volontariato da noi. Noi siamo felici quando la gente ci chiama e vuol venire a vedere quello che noi facciamo, perché vedere i luoghi e vedere quello che fanno i volontari, cioè è contaminante, non so come dire. Ti dico solo questo: ogni euro che entra per un finanziamento con il lavoro di tutti i 75 diventa 10 euro. Noi mediamente con 1.000 euro all'anno riusciamo a dare la spesa a una famiglia. Certo. Quindi da noi non viene buttato via neanche un subbiotto, non so come dirti, siamo tutti volontari, io per prima. Quindi i costi di gestione sono ridotti veramente all'osso. Abbiamo una segretaria che è la nostra colonna portante, che ha un contratto part-time e che è il nostro investimento, proprio perché ci aiuta. Devo dirti anche che, per esempio, una cosa che ci fa perdere una marea di tempo è la burocrazia, e lei ci aiuta molto in questo. Ecco, mi piacerebbe che ci fosse per gli enti del terzo settore un po' meno di burocrazia. Vero che ci sono tante persone che fanno finta di fare terzo settore, e questo è verissimo, però è vero anche che ci sono tante piccole associazioni che sono delle perle nei territori e che rischiamo di perdere per tutta la burocrazia che richiede avere un contributo. Invece sono le piccole associazioni che magari sono specifiche, penso per esempio ad un'associazione di genitori con figli con vari tipi di disabilità. Abbiamo una marea noi di piccole associazioni che sono delle eccellenze. Sono associazioni che assolutamente vanno salvaguardate e vanno protette da tutto l'ambito burocratico, perché appunto, come ci siamo detti prima, mi spiace doverlo dire, ma il terzo settore arriva molte volte dove le istituzioni non arrivano. Non c'è dubbio che questa sottolineatura
sia molto, molto incisiva e la condivido. Stiamo andando verso la fine della puntata, quindi c'è una domanda che ti voglio fare, te la voglio fare proprio perché in tanti anni ti sei occupata della tua città su più versanti, su più iniziative. Che rapporto hai con la città di Venezia, con la tua città, e come la vivi nel quotidiano? Beh, è la città dove sono nata e credo che ben difficilmente riuscirei ad andare via. Ultimamente qualche pensiero, devo dirti che l'ho fatto, nel senso che è diventato tutto molto più difficile nella nostra città. Guarda, ti dico solamente, avevo delle scarpe da aggiustare, le ho dovute portare fuori città perché ciabattini ne abbiamo pochissimi. È una città complicata, non è facile da governare perché il nostro comune è molto grande e molto molto variegato. E questo l'ho sperimentato anche quando lavoravo in diocesi, i progetti che tu fai per il centro storico non vanno bene assolutamente per la terraferma e viceversa, quindi non è una città facile da amministrare, però è anche una città che privilegia le relazioni, perché in nessuna città al mondo tu puoi fare tutti gli incontri che fai in una città come Venezia. Certo. E questo crea dei circoli virtuosi, a volte anche inaspettati, per cui credo che rinuncerei difficilmente a vivere in una città come Venezia. E questo da veneziana naturalmente è un po' la sintesi di quanto abbiamo raccontato in puntata. Cosa sogni, quindi, cosa sogna la Presidente Anna Brondino per il futuro dell'Emporio? Il sogno più grande sarebbe riuscire a fare un ambulatorio. Un ambulatorio, beh, mi piacerebbe innanzitutto, uno dei grossi problemi per esempio che hanno i nostri utenti sono le cure dentistiche. Abbiamo trovato l'ottico che verrà probabilmente a fare, cioè anzi che verrà sicuramente dal 9 di aprile a visitare gli occhi dei nostri utenti, il tema delle cure dentistiche è un tema importantissimo per chi non ha i mezzi per farlo, per cui questo sicuramente è un appello che vorrei lanciare. Se qualche dentista di buona volontà o il presidente dell'ordine dei dentisti volesse contattarci, noi abbiamo veramente bisogno. E l'ambulatorio sarebbe per tutte quelle persone che non possono permettersi le visite specialistiche. Certo. Ormai lo sappiamo che purtroppo tante visite devono essere fatte a pagamento per le liste, per i motivi più vari, non voglio fare polemica su questo, assolutamente, però potrebbe essere è il mio sogno. I sogni a volte stanno nel cassetto, però non bisogna mai dimenticare di aprirlo. Brava. Bisogna aprirlo spesso e ricordarsi, non saremmo partiti se non avessimo sognato l'Emporio, certo. E sognare è gratis, come diceva qualcuno. A volte devo dire che ho avuto dei momenti di difficoltà, sono stati tutti 5 anni rose e fiori. Bisogna avere il coraggio di fare il salto. E poi le cose, secondo me, io ci credo veramente, se una cosa si crede e si vuole veramente, bisogna spenderci, sudare, lavorare, ma si può portare a casa. E con queste parole siamo proprio arrivati alla conclusione di questa bella puntata. Abbiamo condiviso dal racconto, dai ragionamenti, dalle riflessioni di Anna Brondino, presidente appunto dell'Emporio della Solidarietà, che ringrazio per la sua presenza e per la sua testimonianza. Abbiamo condiviso il cuore di un progetto che parla alla parte migliore di Venezia, quella che non si arrende, che si prende cura degli altri, che costruisce comunità. L'Emporio della Solidarietà è un luogo, come abbiamo sentito, che ci ricorda che il cambiamento inizia anche da gesti semplici, ma fatti insieme. Cambiare quindi Venezia è possibile, questa iniziativa lo dimostra, un'iniziativa che parte dal basso lo dimostra e comincia appunto da tutti noi. Con questo chiudo
alla puntata di questa sera, ovviamente invitando i nostri telespettatori alla prossima trasmissione, sempre su Televenezia, canale 80 del digitale terrestre, ogni martedì alle ore 21.